L'hanno sognato a Vigonza, inseguito a Mirano, sfiorato a Tiene. Alla fine l'hanno raggiunto a Mira. E così, dopo aver piazzato il loro primo sindaco in un piccolo paese del Vicentino, tra 13 giorni i grillini avranno la possibilità di conquistare il loro primo grande comune. Sempre in Veneto, stavolta però lungo la riviera del Brenta, dove a sfidare il sindaco uscente Michele Carpinetti, sostenuto dal centro-sinistra, sarà Alvise Maniero, 26 anni, studente universitario. Ieri giunto secondo con oltre il 17% delle preferenze. È il normale rinnovamento che viene avanti nel momento in cui la voce non ha rappresentanza, tutto qui. Dal canto suo Michele Carpinetti si dice tranquillo, forte di un vantaggio consistente e di un'affermazione personale assai apprezzabile. Senza contare anche il precedente di 5 anni fa, quando la sua coalizione totalizzò al primo turno una percentuale analoga a quella di ieri. C'è da impostare un bilancio che tuteli i servizi sociali, c'è ovviamente anche da riqualificare la città e anche dire no a alcune opere che ci sono state calate dall'alto, quindi ci sono alcuni presupposti per trovare una convergenza su quello che è l'interesse generale dei temi di mira. Se vinceremo, coroneremo un sogno, dicono i grillini, altrimenti sarà dura opposizione. Se va male avremo 4 consiglieri qui dentro. 4 consiglieri qui dentro vuol dire che saltano i coperchi di tutte le pentole e una quantità delle cose che fino a ieri sono state taciute diventeranno pubbliche.